un solo nuovo caso positivo che si aggiunge al barista ricoverato giovedì a 4 lavoratori imparentati tra loro positivi al tampone e quindi di 6 contagi complessivi il bilancio al MAP, il mercato agroalimentare di Padova. In queste ore sono stati analizzati tutti i 185 tamponi eseguiti sabato dall'ULSS 6 Euganea. È stato riscontrato un solo positivo di nazionalità italiana, un esterno, un cliente del mercato già in isolamento domiciliare e di cui il Dipartimento di Prevenzione sta tracciando i contatti all'interno e all'esterno del MAP. Restano chiusi 2 bar, in quanto appunto i 5 lavoratori imparentati tra loro e con il barista ricoverato sono risultati positivi al tampone. Dall'alba di oggi è continuata l'attività del punto tamponi allestito dall'ULSS in collaborazione con il MAP per le persone che operano all'interno della struttura. Non ci sono altre misure restrittive oltre alla chiusura dei bar, a parte la misurazione della temperatura e la registrazione di tutti i camionisti che entrano, con moduli forniti nella loro lingua se stranieri, in modo da poter avere i loro dati in caso di necessità di tracciamento dei contatti se emergeranno altri casi positivi. Ogni giorno circa 1500 persone frequentano il mercato, con 3 addetti alla vigilanza per il rispetto delle regole. Il distanziamento è stato aumentato a 2 metri. In caso di seconda segnalazione per chi non indossa la mascherina, viene inviata una comunicazione allo Spisal. Infine, per i camionisti stranieri ci sono bagni dedicati e percorsi separati per limitare i contatti. Intanto, al distretto sociosanitario di via Temanza, l'Arcella, ieri sono stati effettuati altri 123 tamponi.